Poche ore alla festa di Capodanno nel capoluogo della Marca, varchi conta persone in una piazza dei signori a numero chiuso, pronta a fuochi d'artificio e musica, ma senza botti. 800 giorni fa il plebiscito del sì per l'autonomia, nel 2019 ancora una battaglia tra Roma e il Veneto. Zaia dice: indietro non si torna. Stasera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del governatore Zaia, tanti temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Razzie, paure e rabbia nella Marca, si chiude un 2019 che soprattutto nella seconda parte verrà ricordato come un vero incubo sul fronte dei furti in casa. Un anno con tante crisi e vertenze, un futuro con l'economia rallentata e la crescita del lavoro precario, i timori della CGIL, l'appello alla politica. 28enne arrestato per spaccio di cocaina dalla polizia, a Motta di Livenza, dalla perquisizione in casa spuntano le dosi già confezionate e pronte per i festini di Capodanno. L'astronauta che rimase 199 giorni in orbita nello spazio ci congeda dall'aeronautica, il saluto nei primi giorni di gennaio al 51esimo stormo di Strano. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli. Allora subito in Piazza dei Signori a Treviso con il nostro Lucio Zanato, perché manca davvero poco alla grande festa di Capodanno nel salotto della città. Lucio, subito a te la linea. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3, vedete nell'immagine di Nicoletta Rizzetto l'albero di Natale di Piazza dei Signori, perché insomma questo è il selfie dell'anno del 2019, siamo rimasti qui in attesa del collegamento, avremo avuto almeno una ventina di coppie che si baciavano, si fotografavano sotto quest'albero di Natale, quindi evidentemente porta bene. Vi dico subito che ci sono 7 gradi qui in piazza, per cui se avete intenzione di venire a passare il Capodanno qui copritevi bene. Sappiate anche che dalle 20 i varchi sono operativi e dentro qui non ci saranno le 50.000 persone ovviamente previste ad esempio per Prato della Valle o le 60.000 previste per Venezia, ma 3.000, né più né meno. Ma abbiamo dato questi numeri, ne daremo altri nel corso di questo collegamento. L'altro numero che vi voglio dare sono 800, che sono i giorni dal 22 ottobre 2017, giorno in cui si è votato per l'autonomia del Veneto. 800 giorni, un traguardo che nel 2020 verrà comunque portato avanti dal governatore Zaia, che ha parlato ai nostri microfoni nel servizio che vediamo adesso. Non è una strada facile, questo l'abbiamo sempre saputo, però tutto il terreno recuperato non si perderà mai più. 18 regioni su 20 comunque chiedono o hanno l'autonomia. Avanti pianissimo, ma indietro non si torna. A 800 giorni esatti dal referendum dei Veneti, come segna anche il counter dei nostri telegiornali, sembra questa la sintesi della battaglia autonomista che nel 2019 ha visto improvvise fughe in avanti e altrettanto veloci docce gelate. Uno stop and go continuo. Prima la partita interna al governo 5 Stelle Lega, con ripicche divenute ormai quotidiane e lo stallo provocato da alcuni ministri pentastellati, poi con l'esecutivo Conte bis, i nuovi impegni del ministro agli affari regionali Francesco Boccia, al quale il 23 settembre scorso a Venezia è stato consegnato un documento di 83 pagine, 4 capitoli in tutto in cui si spiegava la proposta del Veneto per l'autonomia differenziata, Veneto che ribadisce la linea puntando a tutte e 23 le materie chieste con il referendum del 22 ottobre 2017. Seguono incontri bilaterali allargati fino al 28 novembre, quando la conferenza Stato-Regioni dà l'ok al documento quadro con la definizione dei livelli essenziali da garantire nelle prestazioni su tutto il territorio nazionale. La strada sembra in discesa, ma un vertice di maggioranza frena la corsa del testo verso il Consiglio dei Ministri, suscitando l'ira dello stesso Zaia contro Italia Viva di Renzi e 5 Stelle, ma la partita va giocata giorno per giorno. Noi andiamo avanti con la partita dei lavori, preparatori, lavori che sono conclusi dal punto di vista proprio formale, tanto è vero che abbiamo presentato la bozza di contratto l'intesa. Dall'altro il tavolo tecnico a livello nazionale è ancora aperto. Insomma, niente autonomia sotto l'albero di Natale dei Veneti per il terzo anno consecutivo. Adesso si guarda ai nuovi incontri romani, uno in particolare è già fissato. Abbiamo capito da quello che si dice che dopo la verifica di maggioranza che avverrà a metà gennaio, la prima partita che prenderanno in mano, ci dicono, sarà quella dell'autonomia, staremo lì a vigilare finché questo accada.
Ecco, intanto vediamo le bellissime immagini con Nicoletta Rizzetto del Palazzo dei 300 con il gioco di luce, mentre alle mie spalle è pronto il palco, quello per, diciamo così, la grande festa che comincerà dalle 21:30. Invece alla Loggia dei Cavalieri ci sarà uno spettacolo invece per i bambini, quindi spettacolo per grandi e per piccoli. Molti invece rimarranno a casa perché si calcola che 7 trevigiani su 10 abbiano pensato di passare a casa il cenone di fine d'anno. Questo anche per una questione di sicurezza, anche perché questo 2019, soprattutto la seconda parte, è stato un anno caratterizzato da tanti furti. Allora vediamo questo servizio. Adesso sono ancora terrorizzata perché quando esco ho il terrore. Quando entro ho paura, me li vedo qua, stanotte non ho mai dormito. Uno mi sono trovato proprio davanti e dove ci stai fuori mi ha guardato qua pila così, vai via te, vai a dormire, vai via da qua. E come vado via, stessa casa mia. Con queste sicurezze che avevo adottato io in questa casa, pensavo di essere più che al sicuro, perché oltre ai serramenti blindati, il sistema di allarme, cosa si può fare di più? Furti in casa e nelle aziende nella Marca è stata la grande piaga della seconda metà di quest'anno che si sta chiudendo. Se i numeri dicono che il fenomeno non è oggettivamente in aumento, di certo lo è l'indignazione dei cittadini. Non ti senti sicuro, ecco, questa gente evidentemente ha poco da perdere rispetto a quello che perdiamo noi. Noi cittadini dobbiamo metterci noi a fare le ronde, anche se i vigili, le guardie, i carabinieri passano, per carità, però noi siamo costretti a fare le ronde noi. Un anno non facile, come riconosce il coordinatore dell'organismo di vigilanza furti in corso, Cristian Dema, partito come gruppo Facebook e sfociato in una realtà che si interfaccia con prefettura e comuni. Quest'anno abbiamo visto una piccola escalation di questa sfrontatezza di questi ladri che entrano con allarmi inseriti, con persone in casa, anziani e tutto. Cerco sempre di guardare un lato positivo, che qualcosa c'è, nel senso che questi ladri almeno abbiamo queste notizie che non hanno mai fatto male a nessuno, ma hanno solo creato danni. Significativa tra novembre e dicembre è stata anche la risposta delle forze dell'ordine che contro i furti hanno chiesto e ottenuto rinforzi. Ma il mio auspicio è che le istituzioni vadano avanti come stanno andando avanti, con un grande impegno, senza mai mollare la presa, perché purtroppo è anche facile a un certo punto, quando si è in periodi di calma, abbassare un pochino la guardia. E il mio auspicio grande è quello che iniziamo anche noi con l'associazione a questo famoso protocollo d'intesa con i sindaci per darci tutti una mano per debellare questo problema sempre di più. Allora, intanto vi faccio vedere la torre dei 300 perché è già tutto pronto poi per lo spettacolo di mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico che sarà senza botti, solo diciamo così stelle filanti, cose di questo genere. Bello lo spettacolo pirotecnico, però come si dice pet friendly. Altra cosa che invece vi voglio dire è che la città ha una forte presenza di turisti. Venendo qui ho trovato diversi gruppi di turisti stranieri con la guida che si stavano godendo la città in attesa poi di vedere questo spettacolo in Piazza dei Signori, quindi una grande positività. Visto che siamo qui andiamo a vedere anche qualcuno che è qui sotto l'albero. Buonasera signora, buonasera. Lei è trevigiana oppure? Io sono di Roncade. Ed è venuta qui per vedere lo spettacolo? No, per fare un giretto con le luci della sera. Cosa spera per il 2020? Che ci sia più pace. Più pace? Magari anche, anche un po' più di lavoro per chi non ce l'ha. Ah beh, quello sicuramente, certo. Grazie, anche perché, grazie intanto, dicevo proprio per questo il prossimo servizio dedicato al lavoro. Pensate che le famiglie trevigiane spenderanno circa 94 euro questa sera per il cenone di fine anno. Pare qualcosa in meno rispetto all'anno scorso, proprio perché c'è qualche problema di lavoro e il prossimo servizio parla proprio dei dubbi per il lavoro del 2020 e con questo io restituisco la linea allo studio, ovviamente augurando una buona fine 2019. Arrivederci. Mancano davvero poche ore al termine di questo 2019, un anno che sul fronte del lavoro, dell'occupazione e dell'economia, secondo la CGIL, non è stato positivo. Molte le situazioni critiche. Abbiamo visto ad esempio risolversi in parte alcune realtà con il concordato, ad esempio la Monti piuttosto che la Stefanel, però generalmente abbiamo visto un'economia che sta rallentando e che
non promette grossi salti di qualità per il 2020. Dito puntato anche su un fenomeno che sta tornando a quello che viene definito il lavoro povero. Il lavoro è passato da un lavoro regolare, un lavoro a tempo pieno, un lavoro ordinato con una determinata prospettiva, a un lavoro sempre più precarizzato, con il part-time involontario in alcuni casi, che determina bassi salari e pertanto lavoro povero. Ma quali sono le prospettive per il 2020? La CGIL è chiara, dobbiamo, spiega Visentin, chiamare tutti gli attori dell'economia e della politica attorno a un'idea di prospettiva di futuro, solo così si potrà sperare in un anno migliore. Anche se il segretario poi lancia una frecciatina. Per esempio non capiamo bene che cosa si vuol fare ad esempio del territorio legato all'UNESCO, ad esempio della zona del Prosecco, non capiamo bene quali sono le prospettive per quanto riguarda la vocazione di un territorio vocato alla manifattura come quello della Marca Trevigiana. Le prossime sfide? Rivedere una scelta e una destinazione di risorse verso quell'economia che è attenta intanto alla sostenibilità e al territorio. Grazie intanto allora a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per averci mostrato questo scorcio di Piazza dei Signori a qualche ora dalla festa di Capodanno. Ricordiamo dalle 20 vengono attivati i varchi. Di lavoro abbiamo parlato nel servizio e lavoro è una delle parole chiave anche per molti trevigiani per il 2020. Sanità, serietà nella politica e lavoro. Lavoro, diciamo, essere un attimino più propositivi, ovviamente di dare più possibilità ai giovani a lavorare, a trovare posto di lavoro. Prima la salute, dopo il lavoro. Spesso da tanta gente che conosco che anche senza lavoro. Già, lavoro è la parola più ricorrente, la principale preoccupazione e il primo augurio per il 2020. I trevigiani sperano in maggiori opportunità lavorative, soprattutto per i più giovani pronti a fare la loro parte. Che i giovani riescano a cogliere le opportunità che ci sono, riescano a credere in loro stessi, nelle capacità che hanno e riescano a fare in modo che anche la società creda in loro. La prosperità in generale, che significa molte cose. Significa prosperità economica, ma anche salute, ma in generale questo. Ma per il 2020 c'è anche chi pensa alla politica e a tutto quello che c'è da fare. Meno confusione, un po' più ordine, risposte concrete, fatti veri. Ci auguriamo che facciano del loro meglio, che si mettano una mano sulla coscienza. Un tasto molto dolente la politica in questo momento, quindi meglio viversi questi 2 giorni in serenità senza pensarci. Stendiamo pietoso velo perché viene mal di stomaco quando ci si pensa, purtroppo. Per il resto ci sono gli auspici di sempre: salute, equilibrio, rispetto. L'unica cosa che mi augurerei è che la gente abbia un po' più di rispetto, un po' più di educazione e di senso civile. Tanta salute è la prima cosa che tutti quanti vanno in cerca e soprattutto la pace per tutti. Tanti auguri di un felice anno. Dagli auguri di questa signora a Conegliano agli auguri più attesi, quelli del governatore del Veneto Luca Zaia, perché come sapete stasera alle 21:15, appuntamento imperdibile, il nostro emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del presidente Zaia. Tanti ovviamente i temi toccati per chiudere il 2019, affrontare le sfide del nuovo anno, oltre al tema dell'autonomia ovviamente, di cui abbiamo già parlato nel servizio, anche Olimpiadi 2026 Cortina Milano, le colline del Prosecco patrimonio UNESCO, l'efficienza per la sanità, ma anche ovviamente quanto accaduto insomma in questo 2019, con lo sguardo ovviamente al 2020. 21:15 da non perdere questa sera nella nostra prima serata. Torniamo alla cronaca adesso, in qualche modo legata però a Capodanno, perché era destinata anche ai festini di Capodanno la droga sequestrata in casa di un 28enne a Motta di Livenza. Non solo tra i mercatini di Natale, in pieno centro a Motta di Livenza, ma anche nella propria abitazione, utilizzata come vera e propria centrale per lo spaccio di cocaina. Un continuo via vai che ha insospettito i residenti e quindi portato gli agenti della squadra mobile di Treviso a svolgere un'indagine conclusa con l'arresto di un 28enne originario di Pordenone. L'uomo, disoccupato, è stato trovato con 20 grammi di cocaina e 35 di sostanza da taglio, oltre 600 euro in contanti, un bilancino e questi cucchiai da insalata, utilizzati per schiacciare la cocaina pura, tagliarla e confezionare le dosi, molte delle quali già pronte e destinate con tutta probabilità ai festini di Capodanno.
Sì, una parte della sostanza era in effetti stata già confezionata, riteniamo per lo smercio all'interno delle feste di Capodanno. Lo spaccio garantiva al 28enne un cospicuo introito, calcolato dagli investigatori in circa 16.000 euro al mese, somma che gli consentiva di condurre, per sé e per i fratelli di 22 e 24 anni, una vita economicamente agiata, condividendo l'abitazione di famiglia ma senza i genitori. La madre è mancata da qualche anno ed il padre non vive con loro da tempo. Lotta alla droga anche a Conegliano con il bilancio dei carabinieri. Conegliano e il quartier del Piave si confermano tra le centrali principali dello spaccio a nord-est, cocaina innanzitutto. I numeri del 2019 raccontano di 2 grosse operazioni contro lo spaccio, 3 kg di polvere bianca sequestrati per un valore di mercato di circa 270.000 euro e per la prima volta nei mesi scorsi alcune denunce per riciclaggio, soldi provenienti proprio dallo smercio della droga. In 12 mesi 300 gli assuntori segnalati nell'intero Veneto, tutti possessori di patente di guida, 13 gli arrestati di nazionalità nigeriana. Utilizzavano la piazza di Conegliano come appunto piazza di smercio per la vendita di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, piazza di smercio dove affluiva gente da Pordenone, Treviso, Belluno, anche da Venezia. Non solo cocaina, nel 2019 si è registrata anche un'overdose fatale per eroina gialla, sostanza ormai arrivata anche nella Marca dalla piazza di Mestre, ma il contrasto alla droga è soltanto una delle azioni portate avanti dai carabinieri di Conegliano. In diminuzione le denunce per furto, complici le pattuglie dislocate sul territorio e l'arresto di un ladro seriale, autore di ben 20 colpi in attività commerciali. Stabili le denunce per truffe ai danni degli anziani, mentre crescono quelle online. 9 le persone salvate da intenti suicidi, con carabinieri sempre più psicologi, e funziona la nuova norma sul codice rosso introdotto nell'agosto scorso, che permette tempi certi per il perseguimento delle violenze di genere, l'ascolto delle donne e l'allontanamento di compagni violenti. 18 i casi segnalati e trattati nella sala per le audizioni protette del comando, operativa da un anno. Anche per questo l'appello dell'Arma è forte e chiaro. Non abbiate paura di segnalare, noi siamo qui pronti ad accogliere le vostre richieste di aiuto se necessario, abbiamo personale specializzato e potete tranquillamente rivolgervi a noi, quello sicuramente. Senza tipo di paura. Pochi istanti di pubblicità, ora torniamo subito. Qualificato. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Ripartiamo dal racconto ai nostri microfoni dei 2 mesi da incubo trascorsi negli Stati Uniti da Marino Marcon. Lo ricorderete, il pensionato di 68 anni di San Fiora, arrestato ad Atlanta per aver compiuto dei danneggiamenti in una stanza di hotel, ma per questo, come vi raccontiamo nei nostri servizi, è stato trattato come il peggiore dei criminali e solo grazie all'interessamento dei familiari e ambasciata è riuscito a rientrare in Italia. Sentite le sue parole e il suo racconto. Il primo tratto del viaggio è andato bene avventurosamente, ma dopo qualcosa si è guastato. La mia testa è andata un po' in tilt e invece di raggiungere New Orleans, che era la mia meta del viaggio, dove avevo il biglietto d'aereo per il ritorno, inspiegabilmente sono ritornato indietro verso Atlanta e là sono cominciati i guai. Non ho fatto male a nessuno, me le sono presa con delle cose che ho rotto in gran quantità e mi ha arrestato. La prima settimana è stata di isolamento e quindi proprio là avevo i miei dubbi sulla buona riuscita, sul buon esito di tutta la faccenda. Cominciavo veramente a soffrire e dopo mi hanno messo con uno che aveva preso 10 anni di galera, aveva ucciso qualcuno, e quello là mi tormentava tutto il giorno. L'avvocato mi portava notizie dei parenti scritte e questo mi è stato di molto sollievo che i parenti si stavano imprestando per farmi uscire al più presto, insomma. Non cambierò idea nei confronti del mio prossimo, nei confronti degli americani, assolutamente, rimango sempre quello. Magari non farò più un altro viaggio in solitaria in America. Se lo farò organizzato questa volta. Dalle parole di Marino Marcon a Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione Internazionale
e che ha deciso di lasciare l'aeronautica, il corpo che l'ha accolta e seguita sin dall'inizio della sua straordinaria carriera. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, ma non si conoscono le motivazioni di tale scelta. Sembra, secondo indiscrezioni, per motivi personali. Cristoforetti si congederà ufficialmente nei primi giorni di gennaio, recandosi di persona a Istrana, dunque nella nostra Marca trevigiana, dove ha sede il 51esimo Stormo, a cui ancora appartiene. È previsto dunque, in una data ancora da stabilire, il saluto alla bandiera e il disimpegno delle formalità di rito. E adesso la pagina delle notizie dal Bellunese. Ultimo giorno dell'anno, tempo di bilanci, tra i tanti anche quello inevitabile sulle predazioni del lupo in questa provincia. Hanno passeggiato in lungo e in largo prediligendo soprattutto la Valbelluna e sono diventati il terrore degli allevatori, per professione o per hobby. La presenza dei branchi di lupi nel Bellunese si è fatta sentire, i numeri confermano la voracità del grande predatore. Nel 2019 gli attacchi denunciati sono stati 52 il 5 dicembre contro i 47 di tutto il 2018. Il bilancio dei capi predati quadruplica rispetto all'anno precedente, 110 a 31, pur se secondo il settore che monitora la situazione in provincia, i proprietari del bestiame hanno modificato le forme di autotutela. Sicuramente sono aumentati i sistemi di mitigazione, perché gli agricoltori e gli allevatori in particolare hanno capito che ormai i loro greggi devono essere protetti. Rimangono fuori da attivare ancora tutta una serie di misure per quanto riguarda le situazioni più problematiche, tipo le maglie e tipo alcuni greggi che non sono ancora custoditi. La conta dei capi predati riporta l'uccisione di 45 pecore, 18 agnelli, 10 capre, 22 asini, un bovino, 12 daini, un montone e un cane. Il lupo si è spinto a ridosso delle abitazioni, familiarizzando con un ambiente tutt'altro che selvaggio, e a gran richiesta sul finire della stagione estiva sono arrivati gli appelli dei diretti interessati che hanno chiesto e recentemente ottenuto una legge regionale che preveda la gestione del predatore. Gestione è il termine che dovrebbe essere assolutamente adottato, è quello che noi abbiamo chiesto sia al tavolo Montecitorio per quanto riguarda la gestione del cinghiale in Italia, ma lo abbiamo chiesto anche a livello veneto per quanto riguarda il lupo. La legge recentemente approvata a Palazzo Ferrofini deve essere validata dal Ministero dell'Ambiente, che a sua volta però esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette e quindi si annunciano già ricorsi. Non possiamo pensare attualmente nel 2020 che la situazione faunistica si regoli per conto suo, solo con dei sistemi di mitigazione. I sistemi di mitigazione vanno assolutamente bene per tutte le specie, ma vanno accompagnate anche laddove questi non funzionano con dei sistemi attivi. Abbiamo visto l'apertura, l'attesa per il Capodanno a Treviso, ovviamente attesa anche per il Capodanno a Belluno, e anche a Belluno stop ai botti di Capodanno anche nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia. Botti di Capodanno, sul filo di lana arriva l'ordinanza anche a Belluno, vietati il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio, ma solo negli spazi pubblici. Altrove, anche per l'impossibilità di controlli casa per casa, ognuno si regolerà secondo coscienza per la sicurezza propria e quella altrui e per la salute degli animali. Contrariamente agli anni scorsi, non siamo in periodo di siccità, spiega il primo cittadino di Belluno, ma ciò non vuol dire che non esistano rischi di incendio. Le motivazioni non sono soltanto gli incendi, le motivazioni sono anche motivazioni di ordine pubblico, diciamo di sicurezza quindi, e quindi si ritiene che soprattutto in vista della grande festa che ci sarà il 31 dicembre in Piazza dei Martiri sia assolutamente vietato sparare diciamo fuochi d'artificio. E così, per garantire lo svolgimento all'insegna della massima sicurezza in occasione della grande festa che animerà Piazza dei Martiri, il Comune ha voluto riproporre l'ordinanza anche per questo Capodanno. Iniziative simili nella stragrande maggioranza dei comuni bellunesi, quelle dove è maggiore in queste ore l'afflusso di turisti. I botti perciò non si possono sparare nei luoghi più affollati, non si possono sparare nelle piazze, nelle strade o dove c'è il rischio di innesco di incendi, si possono invece sparare quei botti diciamo un po' più rispettosi, quindi quelli che non hanno un'emissione sonora più contenuta, quindi meno fastidiosa, e ovviamente quelli che sono un po' più tutelanti rispetto al nostro ambiente. Per la sicurezza personale è fondamentale informarsi all'atto dell'acquisto nei negozi autorizzati sulle modalità d'uso e sulle limitazioni
previste per i dispositivi, avendo particolare cura di impiegarli rispettando scrupolosamente le modalità di utilizzo e le avvertenze stabilite dal produttore, specie in presenza di minori o nelle vicinanze dei luoghi in cui si trovano gli animali. Tutto pronto allora per Capodanno, in attesa di festeggiare la nostra prima serata da non perdere, a partire fra pochissimo da 20:10, perché avremo ospite con noi il sindaco di Treviso, Mario Conte, quindi il bilancio di questo 2019 e le sfide per il 2020, per il Capodanno per il 2020 a Treviso, per il capoluogo della Marca, e poi alle 21:15, ve lo ricordo di nuovo, il messaggio ai Veneti di fine anno del governatore Luca Zaia, l'augurio ai Veneti, ma anche le sfide anche per il Veneto del 2020, a partire evidentemente dall'autonomia. Infine vi ricordo i riferimenti per il tuo presepe, redazione @antena3.it per segnalarci scrivendo la vostra natività, un indirizzo, un numero di telefono, così noi verremo da voi a riprendere la vostra natività, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se voi stessi realizzate un video della vostra natività lo potete inviare al 351 175 5340, l'accortezza è quella di fare dei video in orizzontale. È davvero tutto, allora vi auguro una buona fine d'anno, un buon inizio d'anno, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il 2020 si apre senza grandi sconvolgimenti dal punto di vista atmosferico, così come è finito il 2019, anche l'inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da un tempo stabile. Il dettaglio dunque del 1° gennaio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota, il cielo si presenterà sereno solo con qualche foschia mattutina e poi in serata sulle pianure, specie su quelle meridionali. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. E il tempo sarà stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e cielo sereno e limpido praticamente ovunque. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e gli 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi. Vediamo anche le temperature, le minime saranno sotto zero, le massime si attesteranno intorno agli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, da parte mia tanti auguri di un buon anno a tutti voi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.